non possiamo fare altro che scusarci, ma è finita. Quindi Casugno! Non è finita, signor Matranga! Vi ho portato Piero Dance! Vai ora, vai ora! È il momento! Ti mettissi supino? Stavo per scusarmi con la gente, ma più tardi le scuse non serviranno dopo il tuo pezzo. Scooby-Doo papà, te la pongo qua. Parapapà. Poesia! Ondulatorio, sussultorio. E da quest'anno rotatorio. Bravo Piero Dance! Che artista completo, signor Professor Piero Dance! Facciamo le professore. Le professore. Perché la dovrei Laureato in scienze delle relazioni internazionali. Cioè? Hai un figlio spaituto in tutto il mondo. Un poco di qua, un poco di là, la pongo di qua, la pongo di là. Parapero parapà. Sogno me tutte, sogno number one. Ma tenga perché non ti va coi che? Aerei facessi dai tu. Un padre. No, io sono veramente scandalizzato Come perché scandalizzato? dopo una puntata veramente già tremenda, cioè mi arriva lei e la fine. Parla sempre a mano la parla. Leccelo. Parla sempre a mano. Leccelo. Accertato senza alcuna controversia la mia illimitata destrezza espressiva sia dal punto di vista artistico che dell'idioma, risulta superfluo obiettare la sua analisi insulsa e inane. Non sa neanche che vuol dire. Con te non ci vuole la siccia, Cosa significa controversia? Controversia? E praticamente tipo quando c'è una strada che va un messo e tu vieni da banna, tu sei in controversia. Poesia! Destrezza. Destrezza è il contrario di sinistrezza. Troppo facile. Se giri di qua. Insulso. Insulso attivo quando tu vai in un pub e ti dice voglio le patatine, insulsa rosa, insulsa bagno. Voto! Veramente... Bravo Piero Dance! Bravo, applaudito. Ormai- Fatelo vedere ai vostri figli, dai, su. Dai, poi ne parliamo fra 10 anni. Questo qua insegna la vita attraverso aggraziate gestualità filosofiche. Lei cosa ha detto? Cosa vuol dire? Che cosa? Cosa fai? Perché praticamente spiego la vita con i gesti. Facci vedere. E questa sera ho facci vedere. portato una coreografia che voglio dedicare a lei, che ogni volta lo spotto, vero. Mi sembra giusto che poi la gente lo bullizza. A me bullizza. Ah, picchia per fissa, sai, perché non ti sei lavorato, eravamo in mezzo al satente, sei signor Matranga. Sento lo scroscio. E le insegnerò. Ci vogliono 6 bollini rossi per questo pezzo. Non perché ci sono parolacce, c'è la tascezza di questo pezzo. E quindi quando le fanno questo gesto lei deve rispondere esattamente così. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Che vuol dire? Faccio un pittoso e toso che... Bravo Piero Dance! Un artista eclettico, versatile, ma soprattutto mutante! Mutante? Sai, quindi mutante o mercatino, 5 paratene.